Ma Edi, scusa, io vedo qua che sei sempre pulito, cioè, cos'erano le foto fatte alla mattina o... No, allora ti spiego. Per esempio, questa foto so benissimo dove è stata scattata e dopo 6-7 giorni di gara. Il fatto che io fossi sempre blindo, pulito, ci ho pensato anch'io, ma poi ho capito che era perché stavo sempre davanti e quindi prendevo poca polvere e la tuta si sporcava molto di meno. Je pense que c'est le plus difficile qu'on ait jamais fait dans notre Well, I think it's the most difficult thing so far in the Dakar, all of the rallies so far included. It's been the most difficult stage ever, said Jim Hughes. Finish was in sight for most, however, at the shores of the Black Rose. Orioli was crowned champion, and there was a Persia 1-2-3. Beh, gli inizi sono un po' un gioco, no? Io ho iniziato con i miei amici di paese, quindi avevamo un ragazzo che era molto bravo a tagliare, saldare, modificare. C'era un meccanico di biciclette in paese e quindi la bici è stato il primo mezzo a due ruote che ho utilizzato, anzi prima era il triciclo, ovvio, però da lì è partita un po' la passione per le due ruote. Le bici di mia nonna sono state letteralmente distrutte, utilizzate tutte in mezzo ai cambi, quindi ogni 2 o 3 anni lei era costretta a comprarsi una nuova bici e io man mano che prendevo possesso della sua bici toglievo parafanghi, toglievo fanali per alleggerire il mezzo, per poter essere più agile, ovviamente il tutto fuori strada. Si andava anche per l'asfalto, però si andava sempre a cercare dei sentierini, salti, cunette per... Poi è arrivato il ciao, due ruote, anche lì impennate, chilometri di impennate, monoruota praticamente continuo, e si andava nel Cormor, come tutti gli udinesi, a vedere a correre quelli più grandi, i primi Ron Sachs, i primi SVM, i primi KTM, quindi io andavo lì a guardare, però quando si parcheggiavano entravo anch'io nel circuito e ovviamente il ciao aveva dei limiti e tornavo a casa col cavalletto piegato, bucavo quasi sempre, però il sabato era diventato sacro andare al Cormora a vedere a correre gli altri. Poi un bel giorno, visto che il ciao era la frutta, mio papà decise di comprarmi la prima e unica moto, specifico, prima e unica moto che mi ha comprato, poi fortunatamente in base alle mie capacità sono riuscito a gestire il resto della mia carriera sportiva. Siamo andati a Udine da Pinat, Piazzale Cella, che vendeva le Gori codice col serbatoio blu, solo che aveva il carburatore da 14, quindi la moto è stata immediatamente modificata con un carburatore da 19, vaschetta laterale, che acquistava un po' di potenza e quella è stata la mia prima moto e la moto con cui ho fatto le mie prime 2 gare. Ho fatto la gara a Mossa, Gorizia, e Peteano, sempre in provincia di Gorizia. La prima gara era l'anno 75-76, adesso precisamente non me lo ricordo. Comunque ero molto giovane ovviamente, all'epoca si potevano provare i percorsi il giorno prima della gara, quindi andai da Udine a Mossa sulla statale che va a Manzano con 1 litro di benzina di riserva sul serbatoio legato con gli elastici per poter provare e poi tornare a Udine, lavare con l'idropulitrice la moto, che erano le prime idropulitrici a gettoni che si trovavano solo in qualche distributore, pulire la moto, lavarla e il giorno dopo siamo andati a fare la gara e arrivai quinto. Se tu corri tanto per correre in un campo è una cosa, se tu fai delle gare hai tutta un'altra preparazione, hai una misura contro i tuoi avversari e poi comunque gara è gara e quindi bisogna accelerare e da lì impari tante cose. Poi sono stato appoggiato dal Motoclub Motorsport di Udine, dal buon Renzo Travagini. Lui mi ha comprato questa SVM 50 per fare le gare regionali e la stessa moto, in occasione della gara di campionato italiano, venne preparata a Bergamo dallo stesso preparatore che preparava le moto di Gagni, di Brissoni, di Signorelli, che preparava gli SVM nella Bergamasca.
quindi avevo una bellissima moto, mi ricordo c'erano i primi pistoni al Nikkasi che sembrava fosse UFO, però la moto fischiava, andava molto bene, le sospensioni erano quelle standard perché non esistevano ancora tutte queste modifiche alle sospensioni, paraoli, oli speciali. C'è una targa che il Travagini mi diede nel 79, quando ho vinto il primo campionato italiano junior, con una bellissima dedica, dopo magari la leggiamo assieme. E da lì siamo andati avanti, sempre col gruppo dei miei amici, con Sandro Degano, Ferruccio, con suo papà che ci portava col furgone, poi avevo un altro mio amico Sergio col mio furgone che non aveva ancora la patente, lui veniva, guidava, poi correva anche lui, e quindi ogni sabato, ogni domenica tra regionali, triveneti, italiani, noi ogni weekend eravamo a fare qualche gara da qualche parte, aggiungiamo anche le gare di freestyle cross che poi sono arrivate. Vabbè, niente, poi la mia carriera è proseguita dall'SVM, sono passato alla AIM vincendo il campionato italiano, prima cadetti, poi juniores, e poi sono passato tra i senior con l'AIM, e a quel punto, diciamo così, la moto era una moto ufficiale, chiamiamola ufficiale, cioè la casa madre che mi dava la moto per correre. Avevo quasi sempre un muletto per fare le gare regionali trivenete, invece la gara che utilizzavo al campionato italiano era sempre una moto che arrivava con gli ultimi accorgimenti, che poi accorgimenti non è che ce n'erano così tanti all'epoca. Poi è arrivato l'80, l'hanno cambiato la categoria, ero ancora con l'AIM, vinsi la 6 giorni all'Isola d'Elba, che allora valeva per il campionato del mondo, con l'AIM 80, ho fatto proprio piazza pulita, tutti i bergamaschi che c'erano lì. A quel punto, siccome mi allenavo già con un SVM 125, avevo la necessità di cambiare categoria perché cominciava a diventarmi stretto anche quando davo tutto gas, avevo bisogno di cavalli. Siamo sempre in cerca di cavalli, no? Non bastano mai. Quindi da lì sono passato alla PUC, ho firmato un contratto con la PUC Frigerio, dove vinsi 2 campionati italiani, nell'80 e nell'81. Ah sì, fra l'altro, torno indietro di un passo, tutta questa fase di gare, mica gare, eccetera, dovevo fare anche il militare, e quindi come quelli un po' più fortunati, diciamo come me, abbiamo fatto il pompiere, ma non il pompiere a spegnere fuochi. Dopo il terremoto i pompieri dovevano aiutare il disastro che c'è stato causato dal terremoto, e quindi eravamo un po' sparpagliati per gli uffici di Udine, per il Friuli, a portare carte, e avevamo però la possibilità coi permessi che arrivavano da Roma, coi nulla osta, di poter espatriare, perché quando sei militare non puoi espatriare, invece in questo caso avevamo dei nulla osta che arrivavano da Roma per poter partecipare alle gare all'estero. E lì è stata una scelta anche abbastanza combattuta, perché avevo il militare che potevo farlo a Udine, avevo le Fiamme Oro, ma ero obbligato a stare 2 anni nelle Fiamme Oro, quindi non mi piaceva tanto l'idea di stare 3 anni in una, anche se avrei rappresentato il team più bello che c'era all'epoca per quanto riguarda l'enduro. In più avevo la Zundap che voleva che facessi il campionato tedesco, avrei avuto la possibilità di correre con la Zundap ufficiale, sono stato a Monaco di Baviera a provarle, sia la 125 che la 75, e poi alla fine presero Piero Gagni, che però non fece il campionato tedesco, fece solo qualche partecipazione sporadica a qualche gara. Però io avevo il problema appunto del militare, che non potevo uscire dallo Stato. E poi a un certo punto della mia carriera, sto parlando di enduro, dopo aver fatto 4-6 giorni, vari campionati europei in giro per tutta l'Europa, sentivo la necessità di cambiare, perché su e giù per le mulattiere mi dava noia, dicevano i fiorentini. Ho avuto l'opportunità di partecipare al Rally di Sardegna intendo dire quello fatto con le moto, non Rally di Sardegna con le auto, anche se la mia passione principale sarebbero le auto, però poi la carriera è stata quella delle moto. Massimo Ormeni mi diede la possibilità di partecipare al Rally di Sardegna, ma io ero in contratto con la PUC e quindi non potevo
correre con un'altra marca di moto, ma io volevo a tutti i costi fare questa gara, non c'era, cioè proprio io volevo veramente fare questa gara, ci tenevo un sacco, poi con l'XR 600 tutta preparata, col motore arancione che aveva ancora più cavalli. Alla fine ho barattato con Frigerio, abbiamo dimezzato il mio contratto e lui mi ha lasciato fare questa gara. Io ho rinunciato a metà dell'ingaggio che avevo allora con Puc Frigerio per fare il Rally di Sardegna e arrivai secondo, dietro a Balestrieri, Andrea Balestrieri, che lui aveva già partecipato ad una Parigi-Dakar. E da lì in poi è nata un po' la svolta, diciamo così, verso i ride africani. Feci per prima una gara in Tunisia che si chiamava Gerba 400, dove c'era l'arrivo all'isola di Gerba. È stato un disastro perché è stata un'edizione praticamente difficilissima anche per gli organizzatori, perché ci sono state delle piogge, delle alluvioni, quindi c'erano guadi, gente persa. Io correvo con un Honda 200 che non faceva più di 90 all'ora, il 204 tempi, per me era andare indietro invece che andare avanti, però quella mi era stata offerta dal concessionario che era Ormeni, quindi non c'era la Honda ancora, ero sotto le ali di un concessionario. Però Massimo poi alla fine ha visto le mie capacità e mi ha portato in Honda Italia. Il primo anno mi hanno lasciato a casa, però mi hanno fatto fare il Rally dei Faraoni con una moto tirata insieme un po' così così, infatti ho rotto il motore, però vinsi 2 speciali, nonostante tutto vinsi 2 speciali, e da lì in poi hanno capito che vincendo 2 speciali hanno visto che le capacità c'erano, non solo di pilotaggio ma anche di navigazione, e poi da lì sono entrato a far parte, diciamo così, la mia carriera professionistica ad alto livello è iniziata con le gare africane. Qui alla prima Parigi-Dakar, De Petri e Orioli, ci sono pochissime foto. Agli inizi ho sempre fatto parte di una squadra, prima la AIM, poi la PUC, poi sono passato alla Honda, ho fatto parte per 4, 5, 6 anni della nazionale azzurra, partecipando ai campionati europei alla 6 giorni, e invece poi quando ho approdato nei ride africani lì la cosa era un po' più importante, perché lì veramente interveniva la casa madre dal Giappone, e ho corso per 2 anni con la monocilindrica, adesso faccio un elenco veloce, poi ho corso con la bicilindrica finalmente, la mia adorata NXR 750 bicilindrica, e vinsi la mia prima Dakar nell'88. Poi la Cagiva mi soffiava nel collo, io volevo rimanere a tutti i costi in Honda, ma avrei dovuto correre con i francesi, con la Honda France. Io ho girato un po' il mondo, perché noi parliamo solo di Parigi-Dakar, ma ci sono tante altre gare, il Rally dei Faraoni, il Rally di Tunisia, ho fatto l'Incas Rally in Perù, nell'83 abbiamo fatto la Parigi-Le Cap, Parigi, Città del Capo, 17.000 km, quindi abbiamo attraversato tutto il continente africano da sopra a sotto. Ovviamente sono partito giocando fino ad arrivare a rappresentare le squadre più belle del mondo, come la Cagiva, la Honda HRC. Sono stato in Giappone, ho conosciuto Soichiro Honda, ho potuto stare con lui nel suo salotto, alla casa madre, proprio ho anche le fotografie, ho tutto documentato. Qui abbiamo la dedica di Soichiro Honda, questa qui fatta di pugno suo proprio nel 1988 nel suo ufficio, e questo era il suo timbro, perché ogni giapponese ha il proprio timbro quando firma, è un'usanza tipicamente giapponese. Queste sono cose che molti magari non sanno, ma quando sei lì in quel momento ti sembra un po' tutto normale, no? Adesso ripensandoci, effettivamente ho avuto la fortuna di toccare l'apice, diciamo così, delle squadre più importanti al mondo. Per quanto mi riguarda, io ho sempre cercato è una mia teoria un po', io quando parto per fare qualsiasi cosa devo partire con le carte in regola, quindi il mio mezzo, anche dall'adesivo più piccolo, la pressione delle gomme deve essere perfetto. Poi quello che succede dopo non si sa, si può rompere il motore, puoi cadere, puoi spaccare una ruota, ti puoi perdere, però il mio, diciamo così,
punto diciamo di forza era che mi concentravo moltissimo sulla preparazione del mezzo e dovevo avere anche la regolazione delle leve, doveva essere come l'inclinazione del manubrio, l'abbigliamento, il casco, gli occhiali, tutto doveva essere perfetto e questo mi permetteva di partire con le carte in regola, ma mi veniva tutto abbastanza naturalmente, questo non è che era una fobia, però per dire solo preparare la valigia per partire alla Dakar c'è talmente tanta roba da portare via e quando hai una sacca così piena di magliette, occhiali, calzini, ginocchiere, pettorine, caschi di riserva, giacche, guanti, c'è di tutto in quella borsa e quando tu devi cercare qualcosa in quella borsa devi svuotare la borsa per trovare quello che ti serve. Anche la borsa era organizzata in modo che io sapevo dove c'erano le lenti, dove c'erano gli occhiali, dove c'erano le magliette. Questi borsoni erano stati studiati da me con una ditta di Treviso, li ho fatti fare ovviamente per tutta la squadra e abbiamo praticamente fatto tutto in modo che erano misurati apposta perché entrassero, perché tutti i camion assistenza avevano dei loculi, si chiamavano proprio loculi, perché ognuno infilava la propria borsa e quindi la borsa doveva entrare in quelle misure, come un bagaglio a mano in aereo, però poi all'interno la borsa aveva tutti i suoi separé con le varie tasche, taschine per infilare tutto quello che era necessario trasportare. E quindi era tutto calcolato giorno per giorno, anche il cambio della biancheria intima, tanto per essere proprio, per andare fino in fondo. E così un po' il metodo diciamo, organizzativo mi ha anche permesso probabilmente di arrivare a certe vittorie che io non ho mai, se voglio dire la verità, mai cercato, però il mio stile di guida è quando sei lì, poi dai gas e arrivi prima degli altri.